Bella raga, ciao a tutti, dal Commendone Veneziano, i mondiali possibili, ma questa volta cambiamo tutto. Ho visto che FC, ho visto la modalità mondiale, una cosa imbarazzante. Poi c'è un gioco di mondiali mobile che è un'altra merda. Quindi andiamo con Football Manager, quindi i primi mondiali impossibili con Football Manager. Ho scelto la squadra che mi gasa di più, l'Uzbekistan, squadrone. Adesso dobbiamo fare convocazioni, tutto quanto, e cercare di capire di portare una squadra. Cioè, l'obiettivo è chiaro, vincere, la vedo durissima. Ci diamo degli obiettivi, poi chiaramente proveremo sempre con squadre più forti, perché almeno un mondiale la voglio vincere, e proveremo anche con l'Italia, che teoricamente lo posso fare. Cambiando, mi tolgo la Bosnia e mettiamo l'Italia. Fa incredibile. Terzo mondiale senza l'Italia. Mi sta abbastanza sui coglioni la cosa. Ora ragazzi, io sto convocando un po' di gente. I portieri, ho già visto i portieri, quelli sono, e non... Questi tre convochiamo, eccoli qua. Yusupov, Nematov e Nazarov sono sicuramente i portieri migliori. Io guardo anche la media voto col club, questi sono troppo giovani, onestamente, non ha un senso. Logic. Per i difensori, la situa è un po' diversa. Allora, io ne posso convocare di più, credo che poi devo fare il taglio alla fine, se non erro. Vediamo la media voto. Con la media voto abbiamo... Mm, questo qua, cioè diciamo questo qua, però... mm, questo potrei anche convocarlo. No, devo fare un qualche diciamo, pazzia, secondo me. Questo c'è. Dobbiamo provarli, ragazzi, cioè li proviamo. Questi qua direi convoca in nazionale. Benissimo. Bene. Abbiamo poi centro e mettiamoci anche i campisti. Allora, qua abbiamo questo, ma questo però secondo me non è malvagio, 31 anni. Sardor, poi beh, Sardor me lo godo. Questo 31, questi non sono male secondo me. Ok, ne portiamo un po', ce lo li conosco ragazzi, che dov'è? Non conosco il calcio uzbeko. Andiamo media voto. Attenzione. Mm. Non ha grandi stelle, però ha una super media in forma. Bisogna mettere anche questo nel carniere. Direi solo questo, però. Andiamo e mettiamoci anche Canti. Ok, questo del Persepoli me lo godo, questo uomo d'esperienza, ce lo portiamo dietro, e anche Abdilolov, scusate per le pronunce. Come medie voto abbiamo sto under 23, noi puntiamo anche sui giovani, proviamo a convocarlo, vai. Ok, Babini, abbiamo convocato anche lui, siamo una rosa bella ampia. Portieri da difensori centrali ne abbiamo, destri ne abbiamo, sinistri anche. Mediani, ok, devo capire come giocare anche. Cioè, adesso cerco un attimo di fare una tattica e poi ci ribecchiamo. Allora, ragazzi, ho fatto un po' la squadra, ho fatto le convocazioni, ho tolto qualcuno. Allora, diciamo che la squadra si basa sul contropiede, quindi una mentalità prudente, cerchiamo con il contropiede diretto di ripartire. La squadra non è neanche malvagia, in realtà ci sono nomi buoni, anche giocatori che giocano in squadre importanti, quindi ci siamo. Però l'istruzione è quella di fare pressing, stare un po' bassi, cercare anche contrasti aggressivi, però di ripartire velocemente in contropiede. Questo non possiamo certo dettare il tempo del gioco e tutto, non abbiamo una rosa per poter fare questo, almeno secondo me. Quindi puntiamo a questo, puntiamo a ripartire velocemente, cercare di sfruttare ogni occasione, che perdere tempo, e prendere angoli, prendere calci da fermo che possono comunque rompere i maroni. Adesso vediamo un attimo il calendario, però. Dove cazzo sta il calendario? Perché ho giocato pochissimo nel 2026. Allora, calendario. Abbiamo le convocazioni, queste cose qua. Abbiamo un amichevole il 24. Le convocazioni poi abbiamo con la Norvegia. Bene. E dopo da giugno amichevole con la Giordania. E dopo comincia il mondiale, dai. Vediamo, raga, sono curioso di vedere cosa combiniamo. Questi mondiali impossibili, Ardito vuole farcela, ragazzi. Ho convocato un po' di giocatori. Mm,
ma non mi interessa ste robe. Volevo far vedere questo. Comunque giochiamo. Scusate. Eccoci qua. No, però. Eccola qua. Eccola qua, questa è la squadra, quindi un centrocampo bello solido, cazzuto. Dopo le due fasce destra e sinistra, attaccante sul muro, dopo metterà la nostra stella, speriamo bene. Anche se in realtà questo è il giocatore sicuramente migliore del Man Blue, veramente un bel giocatore. Però certo il suo muro dove in attacco deve fare faville, chiaramente, che questo non è male assolutamente. La squadra c'è, l'obiettivo è passare il primo girone. La vedo dura, però vediamo un attimo. Mondiali. Certo che senza l'Italia è una disperazione, veramente. 3 anni, vediamo. Beh, insomma, Colombia, Portogallo, Repubblica Democratica, Uzbekistan, le dura, però teoricamente passa qualche miglior terza, vediamo un attimo. Il regolamento, datemi il regolamento, datemi il regolamento. No, ho sbagliato. Regole. Il giocatore meno 3 portieri in rosa, fase a gruppi, allora. mm, ok. Fase a gruppi. Ok. Quindi solo le prime due. Le migliori 8 squadre in terza posizione si qualificano. Ok, le migliori 8 squadre in terza posizione. Perfetto. Boh. Ok, 1, 2, 3. Raga, si è rotto Messi, quindi fuori dai mondiali, e io ho perso 1-0 con la Norvegia in amichevole. Un po' di critiche, ma sto provando la squadra. Non è semplice. Allora, qua abbiamo la formazione. E che palle. Ok. Selezioniamo. No, vado a far così allora. Convochiamo tutti. Come ancora non ho giocato molto in difesa, non ho fatto granché, però insomma la difesa ha retto. Cioè, con le big, secondo me, questo è quello da fare. Cioè, siamo una piccola squadra, attaccare, non la vedo una cosa molto sensata con le big dopo. Ok, perché non posso? Ah, ok, devo far così. Vediamo se va bene. Ok, ci siamo, abbiamo tutti. Bene, minimo 3 portieri, chiaramente. Confermiamo. E ci siamo, raga. Siamo pronti. Siamo amichevole con la Giordania. E con la Giordania, insomma, dobbiamo sicuramente giocare meglio. Però Messi fuori dai mondiali. Raga, abbiamo vinto bene contro la Giordania 2-0 e adesso siamo pronti per i mondiali. Ci siamo, raga. Raga, il Portogallo distrugge 4-1 la Repubblica Democratica del Congo ed è anche la nostra partita quella se vogliamo passare come migliori terze, perché è chiaro che Colombia e Portogallo sono devastanti. Dobbiamo vincere bene quella col Portogallo e Colombia, la vedo difficilissima. Comunque avevo cambiato la mentalità equilibrata, che visto che la squadra va meglio. Qua però abbiamo già un rotto, perfetto. Molto bene. E non ci credo. E anche la nostra riserva è rotta di brutto anche. Un giorno, porca. Qua abbiamo Givanov rotto quanto? Madonna, cioè siamo già praticamente, siamo già coppai prima di cominciare, perfetto. E qua un altro centrale rotto molto bene. Sarà duretta ragazzi, sarà molto molto dura. Abbiamo anche Mira, diciamo che quanto va di percentuale. Mi tocca mettere cosa, che se questo qua proprio. Cominciamo già maletto, cominciamo, eh.
Ok, la squadra è questa. Prima partita contro la Colombia. Contro i Cafeteros sarebbe bello almeno pareggiarla, ma la vedo alquanto difficile. La Colombia è una squadrona rispetto a noi, ci sono i mondiali impossibili. Si comincia dalle squadre più piccole per poi cercare di vincerlo con una squadra, diciamo, medio forte. Diciamo anche l'Olanda è possibile che non abbia vinto il mondiale, Norvegia, le proviamo, insomma, finché non vinciamo. Ok, si parte ragazzi. Andiamo orgogliosi tifosi, raga. Si parte ragazzi. Colombia vs Uzbekistan. Con le sovraimpressioni del mondiale. Sta piovendo, piove ragazzi. Portogallo già in fuga con differenza reti più 3. Il nostro obiettivo è battere comunque la Repubblica Democratica, perché è sempre democratica. Du Congo. Guarda che bello, signori. Combattere. Molto meglio questo, appunto, dei giochi di FC, che è una roba. FC è una cosa imbarazzante. Purtroppo. Si pare c'è una tensione incredibile. Per l'Uzbekistan è un sogno diventato realtà. I bookmaker danno l'Uzbekistan campione del mondo allo 0,0000%. Si parte ragazzi, Colombia, Uzbekistan, partita sulla carta, insomma, siamo strasfavoriti. Sarebbe bello pareggiarla, ma ho scelto una equilibrata col Portogallo, andiamo di prudente, qua proviamo l'equilibrata, noi ci proviamo. Ma la Colombia fa il gioco dopo 5 minuti, già Colombia show, Rodriguez, Lerma, Munoz, Cafeteros subito devastanti. L'importante è non prendere troppi gol per la differenza reti. Attenzione subito Rios, mamma mia. Grande Nematov. Ma il diluvio, è subito un diluvio mostruoso. Fuori, bisillabo di felicità. Incoraggiamo i nostri ragazzi. 2 tiri a 1 dopo 12 minuti. Per questi mondiali impossible. Metterei 10 firme per lo 0-0 ovviamente, ma... Partita collosissima. Ma va bene così. Sai che sta dominando la Colombia 7 tiri a 3. Possesso palla. Non avevamo ancora visto l'Uzbekistan. Attenzione, prima azione Shomurodov, Xolotov, Furzilev. Attenzione Bori. Shomurodov, buono, buono. Va bene, va bene, va bene. Già vedere qualche azione positivo. Boriev, peccato. Combatteremo fino alla gloria. Ottimo primo tempo che si è preso su palla 71-29, 7 tiri a 6 in porta 2-1 nella partita equilibrata. La partita ovviamente però la fa la Colombia. Dai, sono contento, teniamo così, la squadra c'è per il momento. Bisogna tenere, raga, bisogna tenere, non sarà facile. Munoz. Attenzione ai colombiani, siamo al 55esimo, si spinge la Colombia, ha bisogno di 3 punti, sono fondamentali. Eccolo qua, ai 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 ai, Diaz, ecco, vabbè, che giocatori che hanno. Rodriguez, Locumi. Guarda come giocano questi. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Offside di Suarez, offside di Suarez. Assolutamente, speriamo bene. Gol. Rete annullata, yes. Solo che è un assedio colombiano.
Bravo qua, mi sei piaciuto. Non perderla centralmente per non spazzare al centro. Eccolo qua. Mamma mia. Quanto l'abbiamo rischiata qua. Abbiamo Orunov distrutto. Proviamo Nora Ceveyev che è più attaccante, però è forte questo, eh. Poi vediamo qua. Vediamo. Sono tutti composto. Vabbè, appena entrato. Posto di Boreyev. Aspetta che non mi ricordo il migliore. Allora, ragioniamo. Facciamo due cambi intanto. Vai. Negli ultimi minuti mettiamo un attaccante, quello forte, che però chiaramente non può giocare tutta la partita. Teniamo botta, ragazzi, per piacere. Xalotov, questo è buono. Alquilov, scusate per le, per le pronunce. Shomurodov, niente da fare, recupera ancora la Colombia. Solo un tiro importante abbiamo visto, troppo poco, però d'altronde lo sapevamo. Dai, dai, finché tirano da là va bene, finché tirano da là va bene. Dobbiamo imbrigliare i colombiani. Togliamo Shomurodov. Mettiamo ancora qua, questo qua. 29 anni, 16 in finalizzazione. Ok. Poi stanco è. Vediamo, proprio il nostro miglior giocatore anche ammonito, togliamolo. Mettiamo. No, spostiamo piuttosto. Qua, ok. Al posto di Kusanov. Dai, proviamo. Mettiamo un giocatore più offensivo, rischiamola un po' perché non si sa mai. Sarebbe fondamentale il pareggio e poi dobbiamo giocare tutto contro la Repubblica Democratica. Perché siamo tutti un po' democratici. 83esimo, attenzione. Attenzione, dai, dai, dai. Si attaccano i cafeteros. Sarebbe un peccato non pareggiarla adesso. Aia, no, da solo, no. Che buco, che buco. Mamma mia, però ancora Colombia. Dai, teniamo un po' la palla, che cazzo. Dobbiamo imbrigliare i colombiani. 4 di recupero. Signori, un pareggio pesantissimo all'estadio Banorte. Mamma mia, chiaramente se vinciamo con l'Uzbekistan passiamo il turno. Va bene così, ragazzi, bravi, che cuore, contro uno squadrone. Mamma si gode. Bravi ragazzi. Uno 0-0 pesante. Raga, siamo contro il Portogallo, me la voglio giocare con mentalità equilibrata, non voglio fare troppo il difensivista, anche se è chiaro che dopo nelle tattiche siamo molto coperti e ripartiamo in contropiede, certo per il Portogallo, sciocchezzi. Vai. Vai, diamo una gioia ai tifosi, cerchiamo di non perdere con troppi gol di scarto, questo è importante, ecco, abbiamo visto, possiamo andare Portugal vs Uzbekistan, kick off. No, c'è Leao, quindi una chance c'è. Da milanista disperato. Vediamo se la tattica di Veneziano può dare qualche frutto positivo. Non voglio la goleada, questa è l'unica cosa che pretendo.
Se giochiamo chiaramente dopo tutto col Congo devi vincere. Cioè, se vinci col Congo 4 punti, sei tra le prime 8 teoricamente. Cioè, tra le terze e migliori 8. Comunque, la partita è equilibrata in realtà, attenzione. Chiaramente ho voluto mettere, c'erano anche squadre ancora più scarse, però non volevo proprio mettere squadre che prendono 150-0. Dobbiamo portare l'Uzbekistan nel calcio che conta, attenzione. Chiaramente vediamo solo il Portugal. Caldissimo, mezzogiorno, sono 30 gradi a Houston se non erro. Bravissimi. Tanto rientra il terzino titolare, Shomurodov, bravo. Attenzione, Orunov. Shomurodov, non ci credo corner. Non ci credo corner, mamma mia ragazzi, stiamo giocando benissimo, le statistiche sono dalla nostra. Anche se il possesso è tutto a favore del Portugal. Vogliamo imbrigliare anche i portoghesi. Bruno Fernandes, attenzione a prendere il recupero che sono forti. Ronaldo, rigore, e glielo dà, vaffanculo, va. Calcio di rigore, andiamo al VAR. Rigore concesso purtroppo. Attenzione, CR7 per la storia, CR7 per la storia, CR7 per la storia. Contro Nematov. Dai Nematov, devi fare tu la storia. E fa Nematov la storia! E fa Nematov la storia per il rigore CR7. Finisce il primo tempo, incredibile. Sì. Tanto continuiamo così. Mamma mia che beffa per il Portogallo. Bello sto passaggio. Ronaldo incazzato nero. Vitigna, certo che il Portogallo è uno squadrone. Può vincere il mondiale il Portogallo. Non è tra le super favorite, ma è la seconda tacca, diciamo. Shomurodov sbaglia tutto. Vitigna, Portogallo si sta cercando assolutamente il gol. Rafa si sveglia contro. Eccolo qua. Ronaldo ancora Nematov, l'eroe. L'eroe Nematov, signori. Attenzione, abbiamo Nurasiev qua. Stanchissimo, mettiamo Alijanov. Che neanche è molto forte. Andiamo dall'infortunio. Comunque sono strasoddisfatto, la tattica c'è, stiamo imbrigliando comunque le big, dopo si può perdere. Certo, se col Congo voglio la vittoria però in ogni caso. Riusciamo a trovare il primo gol ovviamente. Proviamo, allora mettiamo. Proviamo la sinistra. Attaccante laterale al posto di Shomurodov. Mettiamo sta punta che secondo me può fare bene. Poi abbiamo che stanco. Sono qua a centrocampo sono morti tutti però. Chiaramente stiamo chiedendo tanto a sti giocatori. Ok. E andiamo. Ci manca un cambio, lo facciamo alla fine. Teniamo duro, raga, stiamo imbrigliando il mondo per il momento. Ultimo cambio. Vai. 10 minuti. Ti prego, fischia. Ragazzi, abbiamo imbrigliato anche il Portogallo, è incredibile. La favola Uzbekistan continua 0-0 con la nostra tattica. Non ci voglio credere. Cioè, è pazzesco. Stiamo portando l'Uzbekistan veramente nel gota dei grandi.
Buono, buono. Spirito, stiamo in adesso chiaramente col Congo, dobbiamo giocare in avanti e vincerla. Se non vinci col Congo, ora sei stronzo, però. Siamo secondi, ragazzi, siamo secondi. Aspetta. Raga, siamo contro la Repubblica Democratica del Congo e questa è la formazione. Queste, diciamo, sono tutte le istruzioni che ho dato ai giocatori. Che chiaramente sono istruzioni molto difensive, molto di controllo, che comunque io mantengo lo stesso per sicurezza. Questa è la formazione non in possesso, quindi questa entrambi. Ok, così facciamo un attimo vedere come stiamo giocando. Adesso, raga, fiori qua, tanti ammoniti abbiamo, cazzo. Adesso, fiori, bisogna vincere. Non ho visto né santi e né madonne. Lui è destro, però è forte. Qua. Ok. Ce la possiamo giocare così. Vai, raga. La squadra è anche abbastanza riposata. Che giochiamo col risultato. Cioè, se, in realtà, se il con la vittoria del Portogallo e la vittoria nostra, siamo secondi, forse. Quindi in realtà possiamo arrivare addirittura a secondi. Abbiamo fatto un miracolo, abbiamo fatto veramente. Qua mettiamo un po' di pepe per la squadra, guarda, capire. Giochiamo positivi contro la Repubblica Democratica del Congo. Portogallo-Colombia 0-0. Sarebbe un peccato buttare via la qualificazione. Chiaramente se vediamo il primo tempo che non va, dobbiamo cambiare la tattica per il secondo tempo, Nematov al rinvio eroe contro il Portugal. Vai ragazzi, vai ragazzi. Vogliamo il primo gol nel mondiale, cazzo no, però sti errori no. No, che cagata. Mamma mia, cosa ha tirato una ciabattata scandalosa. Oggi stiamo giocando male, però. Dio santo. Comunque dobbiamo sperare nella vittoria del Portogallo, ovviamente, Primo tempo, vedi, la squadra gioca tanto, è tanto coperta, adesso devo rischiare nel secondo tempo. Non posso. Se la Colombia vince con 3 punti, non so se ce la facciamo, Brutto, brutto primo tempo. Sotto stress, che due coglioni, però. È morto qua. Uroyov. Mettiamo Norcev. La Bene, si è anche fatto male, perfetto. Mettiamo Erkinov, che non mi convince tantissimo, però. Adesso però cambiamo anche le tattiche. No, scusate. Le istruzioni. Ma no. Allora. Standard. Dribbling, impazienza.
Ma in realtà ci siamo qua, dai. Dai, raga, il sogno della qualificazione. Andiamo di offensiva, voglio rischiare tutto per tutto. Stiamo attaccando adesso, stiamo attaccando, ma non basta. Dai ragazzi, voglio il primo gol in mondiali. Norwich, vai Norwich, vai Norwich, mettile in mezzo bene. E la perde, la perde, la perde. Adesso rischiamo noi il contropiede, Dio santo, no. Incredibile. Dopo i miracoli contro Portogallo e Colombia rischiamo l'eliminazione, non ho parole. Shomurodov una grossa delusione. Portogallo in vantaggio, pazzesco. Bastava il pareggio. Non riusciamo a segnare, cazzo. Ottantesimo. Serve un gol per la qualificazione. Boriev. Gol. Primo gol ai mondiali, grandissimo il Kinlov. Adesso teniamola, teniamola. Ultimi cambi, speriamo bene. Madonna, sono morti tutti qua. Siamo distrutti. Teniamo duro, teniamo duro. No, prenderlo adesso però. No, la beffa adesso. Bravo. Boriev. Calma, calma, bravissimo. Mettele in mezzo, Xolo. Boom! Non ci credo. 4 di recupero. Il Congo ci sta dando veramente filo da torcere più di altre squadre. Solotov, attenzione. Erkinov, Erkinov. Non perderla. Bravi ragazzi, dai. Per il The Dream. Forse fuori gioco. Siamo al limite. Rete annullata. Peccato. Portogallo 2-0 è fatta. Incredibilmente passiamo il turno, ragazzi, da secondi. Se non ho fatto male i calcoli, passiamo il turno da secondi, ragazzi. Andiamo a vedere la classifica. Posso vedere la classifica? E niente. No, cazzo. Arca miseria, ho sbagliato io, scusate. Sì, effettivamente aveva vinto col Congo, giusto. Quindi siamo terzi, però passiamo comunque. Teoricamente siamo qualificati. Adesso aspettiamo un attimo. Sì, siamo qualificati. Dai, lo stesso. Mamma mia. Non so che cazzo di calcoli ho fatto. Speravo secondo posto, non so perché. Vaneggio. Non so perché la mia testa aveva pareggiato col Congo. La Colombia. E la Colombia. Vabbè, dai, siamo contro l'Inghilterra adesso. Moso cazzi tra 4 giorni, però comunque l'obiettivo nostro raggiunto, arrivare al secondo turno. Io voglio vedere il tabellone però.
Possiamo vedere il tabellone? Secondo turno era Messico, Canada, Sudafrica, Germany, Giappone, Scozia, Olanda, Brasile, bella. Francia, Stati Uniti, Costa d'Avorio, Norvegia, Cechia, Repubblica Ceca, Ecuador, Inghilterra, Uzbekistan, Australia, Svezia. Senegal, Belgio, Colombia, cazzo, da seconda vittoria avevamo contro Panama, potevamo andare, vabbè, siamo zitti. Argentina, Spagna, bella, Svizzera, Nuova Zelanda. Uruguay, Algeria, Ghana, Portogallo, Egitto, Turchia. Ci siamo buttato via un turno più agevole con l'Inghilterra, sarà quasi impossibile. Raga, siamo contro l'Inghilterra, qua è chiaro che non ci sono molte speranze. Ah, abbiamo un infortunato. Ok. Però non mi ha molto gasato. La vediamo un attimo. A destra. Cioè a sinistra. Lui lo può fare, però non è di naturale. Erkinov. Sinistro. Molto veloce, ma mamma mia, scarsissimo coi piedi. Nel senso, fa un gol ogni 30 anni. Sto qua. Sinistro. Questo meno veloce. Lui comunque è il migliore. Mettiamo lui, anche se, non, anche se ovviamente non è attaccante. Ok. Il resto c'è. Non siamo troppo stanchi al posto di Orunov. Possiamo mettere Giganov, anche se. Dai, proviamo. E andiamo ragazzi, oltre l'Inghilterra non ho niente da perdere. Cos'è? Ah sì, giusto, scusate. Il nostro obiettivo raggiunto, secondo turno. Sono stati 3 punti perché avevamo una differenza reti 0, quindi ci è salvato quello con una differenza reti magari di meno 7, meno 8, magari tipo una golata col Portogallo. Vabbè, insomma, è andata bene. Siamo contro i maestri inglesi, contro i maestri siamo. Vediamo quante ne prendiamo dall'England. Scusa, ma non c'è Harry Kane? Questa è una bella botta di culo. Ovviamente ecco, se passiamo il turno, cosa impossibile, prossimo video, facciamo la prossima partita nel prossimo video ovviamente. Però la vedo dura intanto, comunque 20 minuti e abbiamo 4 tiri a 1 intanto. Adesso però ecco i maestri, ecco i maestri. James. Oh. Vediamo sti inglesi cosa combinano. Bellingham, mamma mia. Paratona di questa squadra veramente fastidiosa. L'Uzbekistan di Veneziano. Occhio. Norchaev porta in vantaggio. Attenzione, calma. Non ci voglio credere. Siamo in vantaggio. Manca ancora tanto, raga, sono senza parole. Foden. Gordon. Gordon, bellissimo Gordon. Gran gol dell'Inghilterra, giusto così, cioè. Era impensabile una vittoria così, però siamo 1-1 intanto. Pareggiano i maestri, ma non li incoraggiamo i nostri. Stiamo facendo una figura bellissima comunque, per il momento. Continuate così ragazzi, abbiamo qualcuno stanco però. Mamma mia, sto Jaginov è morto. Siamo Erkinov.
Dai. Dai ragazzi, comunque il sogno l'abbiamo raggiunto. Abbiamo segnato addirittura il vantaggio contro gli inglesi, più di così. Dai, teniamola, teniamola. Perché la squadra è finita adesso. Terzino. Poi al centrocampo Cusa. Ma più forte non lo posso togliere in sta partita. Proviamo Norcev in avanti. Sono curioso. Scusate per i nomi, do un po' di soprannomi. Attaccante di manovra al posto di Show. Ma Shomuro dove lo fa però, Ok, al posto di Boriev. I cambi sono un po' quelli che abbiamo, raga, che possiamo fare i miracoli. Vai. Abbiamo ancora 2 cambi. Attenzione ai maestri. Attenzione. Rice, Stones, Arnold. Mamma mia. Teniamo duro, teniamo duro. Solotov, mettiamo Romedov. Attenzione che abbiamo solo l'interruzione però, solo uno slot. Ai ai ai. Niente, siamo sfigati coi terzini, Non ha più slot adesso. Ma comunque abbiamo anche 0 cambi. Forse siamo supplementari, ma ne abbiamo uno. Mamma che dura. Incoraggiamoli sti ragazzi che hanno fatto un'impresa, fioi. La vedo dura, La vedo molto dura. Ma comunque, complimenti all'Uzbekistan. Bellingham. Rigore in No, vabbè. Rigore questo. Solito inglesi. Vediamo se vuole entrare ancora nella storia Nematov. Contro Hull. Gol dell'Inghilterra. Ma gli applausi sono tutti per gli uzbeki. Attacchiamo, vabbè, ma ormai. È andata, ragazzi. 6 di recupero. Peccato, ragazzi, l'88esimo, erano vicinissimi i supplementari. Finisce qua, ragazzi, eliminazione solo per 2-1 con gli inglesi. Sono soddisfatto di questo primo mondiale, impossibile. Di più non potevamo fare, secondo me, certo, vincere quel Congo, magari. Contro Panama potevamo passare. Ma ormai è andata così, pazienza. Adesso scegliamo già la prossima squadra, ve lo dico già. No, tra queste no. 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 Eccolo qua, ragazzi. La prossima squadra è la Scozia. La Scozia che nella sua storia non è mai superato il primo turno dei mondiali. Quest'anno ha tutto per passare, ovviamente. Era bellissimo e molto romantico perché Brasile, Scozia e Marocco. Manca la Norvegia e siamo a Francia 98. Quindi il prossimo mondiale possibile con la Scozia. Raga, alla prossima. Obiettivo quarti di finale. Ciao!